Vai qua! La mattinata in onore dello scià di Persia, si fa. Così torniamo alla piemontese. Senti Peppinino, tu, appena vedi arrivare il primo cliente, tu corri dal pizzaiolo e ordini subito una bella pizzella, la solita. Stai tranquillo, papà. Eccellenza, buongiorno. Papà, lo tieni la pizza. Buongiorno eccellenza, mi dica. Carlo, un'informazione, per favore. Dica. Vorrei sapere la strada per andare alla stazione, da che parte è? Peppiniello! Un falso allarme! Ma come dico io, con tanta gente che sta a Napoli? Lei viene proprio da me a domandarmi l'informazione per sapere dove sta la strada per la stazione. Ma cosa crede che io sto qui, sto per divertirmi? È vero, l'informazione gliela posso dare per iscritto, gli posso magari fare anche la pianta, ma lei me la deve pagare però. Ragazzi, ma mi faccia il favore, io le ho chiesto un'informazione, non una lettera. Ma mi faccia il favore lei, sa? Fruttatore di sangue umano! Papà, e allora? E allora, figlio mio, noi ci eravamo andati vicini. Ci vuole pazienza. Cosa vuoi fare? Perbacco, questo deve essere un cliente, non guardare. Capace che per la suggezione non si firma. Eccolo. Papà, posso andare? Un momento. Lei lo sa dove sta la stazione? Sì che lo so, e che gli c'entra la stazione? C'è voluto perché mi ha scrivere una lettera, sa? La lettera? Corri, vai. Dunque, una lettera. Una lettera da carta, sa? E perché la lettera si scrive di porcellana? Cosa buona, Dunque, lei è ignorante? Io sì. Bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola per carità. Non li vegliono tengo. Li faccia sguazzare l'ignoranza. No, non tengono compare nipote. E proprio da lui deve scrivere la lettera, sa? A lui. Quanti anni ha questo compare? E tiene 45 anni. 45. Eccola qua. Questo va benissimo. E chi è questo? No, vedi, noi le lettere le scriviamo prima, di modo che quando viene la persona... Non, tu non sai che devo scrivere qui dentro. Vabbè, non vuol dire, guadagniamo tempo. E che fai, li fatti miei? Ma scusi, lei mi ha detto che suo nipote compare ha 45 anni. Questa lettera io l'ho scritta 3 anni fa per un signore che ne aveva 42. E sto signore che lo compare mio? Non vuol dire, ma gli va bene. No, una paesana non mi piace. Ma gli andrà bene. Ma no, non me la la vuole da capo? Proprio da capo. Scriviamolo da capo. Oddio, lo facevo per lei. Lei con questa lettera economizzava. La vuole nuova, facciamo la nuova. Siamo qui apposta. Dunque, vuol dettare per cortesia? Scrive? Sì. Napoli? Va. Napoli, eccetera, sì signore. Caro Giuseppe compare nipote. Caro Giuseppe, compare mio nipote. Vabbè, vuole che... Beh, caro Giuseppe, compare nipote. Nipote. Gli presce? Nipote, sì. A Napoli sto facendo la vita dello signore. A Napoli Sto facendo. Io stocio, tu stoci, non esiste questo. Non ti piace stocio? Io sto. E mi fa scrivere. Più corto, no? Mi fa scrivere stocio. Santo Dio, come si fa? Sai, questo lo vestito l'hai comprato io, me lo stai appena cambiato colore. Paga sempre io. Bravo. Paga sempre lei, bravo. Pepperiello, quelle pizze diventano 2. Alla sera me ne va a calutare barena. Bene, alla sera me ne va a calutare barena. Me ne vado. E me ne esco quanti chiodi. Quanti chiodi? Ma che sta chiovendo il nostro, vedi? Quando chiodo? Si chiodono le porte, va? Quando chiude. Dice chiodo. Dice chiodo. Chiude. E per questo. Mi dica il pensiero. Per questo mandami un poco di soldi. Per questo mandami un po' di soldi. Perché non tengo nemmeno i soldi per pagare la lettera allo scrivano che mi sta scrivendo la lettera presente. E poi? Metteci li salute, fondo. Ma che saluti? Ma che saluti a saluti? Vai via! Ma via! E ringrazia Dio che non mi richiama mai perché mi serve! Vai via! Chiodo, Ponte! Chiodo, Stace! Mi fa perdere del tempo inutilmente! Papà, le pizze sono pronte, dammi i soldi! E che soldi, che pizza! Mi è passato l'appetito! Non voglio mangiare più! Vieni qua! Tieni, vai dal cavaliere e speriamo che anche oggi ci aiuti.